Tutto pronto per la festa dei lavoratori. Lavoro, legalità e Europa sono questi i temi del 1° maggio trevigiano organizzato da CGIL, CISL e UIL. Saremo in piazza a Treviso, spiegano i segretari generali territoriali di CGIL, CISL e UIL, con la consapevolezza della necessità della difesa del lavoro all'interno di una economia sostenibile e attenta all'ambiente in un'Europa aperta e solidale. La festa dei lavoratori però, come ogni anno, apre la strada a una serie di polemiche. La presidente vicaria di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana, in una lettera aperta scrive: «Il mio invito è a considerare il 1° maggio, come il 25 aprile, una festa di tutti, una festa nazionale del lavoro in tutte le sue espressioni, dunque una festa anche mia. Un 1° maggio, in altre parole, prosegue, che celebri il lavoro come momento di unità e non di divisione». Severa la risposta del segretario generale della CGIL, Mauro Visentin. Noi riteniamo che il 1° maggio sia di tutti i lavoratori. Se un imprenditore si ritiene lavoratore è anche la sua festa. Se vuole venire sopra il palco a portare il saluto degli imprenditori, noi la accettiamo e la accogliamo ben volentieri. È ovvio che la nostra è una festa che non è soltanto una festa, non facciamo soltanto vacanza, ma continuiamo a rivendicare le conquiste e i diritti dei lavoratori che giorno per giorno magari qualche imprenditore pensa di dover limare. I sindacati in controrisposta lanciano un appello a Confindustria. Bisogna fare di più, dobbiamo lavorare per portare benessere ai nostri lavoratori, per cercare di migliorare le loro condizioni, per far sì che questo territorio continui a essere attrattivo per le persone, per i giovani che devono investire e restare qui. Il rispetto del lavoro, la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro sono i cardini fondamentali su cui puntano i sindacati. Le polemiche non accennano a diminuire sul fronte sicurezza. Il tavolo della sicurezza lavoro effettuato da tempo con la Regione Veneto non ha portato a nessun risultato. Per i sindacati la Regione deve mantenere le promesse. Stiamo ancora in attesa dopo un anno, per cui questo è uno degli elementi che noi pensiamo debba essere ripreso in mano. È ora che la Regione si occupi ancora di più dei propri ispettori e che ne aumenti soprattutto il numero, perché sono del tutto insufficienti per effettuare le ispezioni che andrebbero fatte.